Ecco, la storia inizia nel 1902, è stata costruita nel 1902, quindi ha inaugurato in un certo senso anche questa industria, il nuovo secolo industriale tecnologico. Era considerata allora una delle industrie più all'avanguardia, e mentre all'epoca qui intorno c'erano edifici di carattere più artigianale che industriale, questa si stagliava proprio nel panorama come un grandioso appunto stabilimento, così la definisce il Vital. La sua vita dura un'ottantina d'anni. Infatti prima degli anni '80 viene chiusa definitivamente, ovviamente dava segni di vecchiaia, soprattutto in campo industriale sappiamo bene che le vite degli edifici durano anche molto meno, quindi ha già avuto una lunga vita molto dignitosa. Questo edificio insisteva su un'area di 15 ettari, proprio ai margini di Conegliano, per dare l'idea anche questa dimensione, dall'idea anche della grandezza dell'edificio, ma anche perché una fornace ha bisogno di grandi spazi, naturalmente per l'estrazione dell'argilla, delle cave, che una volta sfruttate qui diventavano laghetti, infatti c'erano 6 laghetti, attualmente solo uno, ma di grande interesse paesaggistico. Naturalmente aveva grandi bisogni di spazio per gli essiccatoi all'esterno e quindi insisteva su 15 ettari di terreno. E il futuro di questa fornace potrebbe essere bellissimo, in quanto proprio questa struttura, anche se da qui non si vede perché i forni sono nascosti sotto ma sono ancora quasi integri, e se restaurata nel modo dovuto potrebbe diventare un'area estremamente interessante di Conegliano, combinando la modernità, l'assoluta modernità, perché io qui vedrei delle strutture estremamente moderne, trasparenti, vetro, acciaio, abbinate alla tradizione, quindi anche la tecnologia ultramoderna abbinata alla grande tradizione del passato, che comunque in un certo senso non era da meno della tecnologia di oggi, era ben diversa. Tant'è vero, la ciminiera oggi nessuno sarebbe capace di costruire una ciminiera così. Allora questa ciminiera è stata costruita da un'unica persona con un semplice aiutante manovale ed è stata costruita, potremmo dire, in modo acrobatico, in quanto senza alcuna protezione. Oggi restaurare questa ciminiera significa spendere più nella struttura portante che dà sicurezza alla lavorazione, agli operai, che costa di più questa struttura che il lavoro in sé di restauro del manufatto in sé. Allora è stata costruita in modo proprio acrobatico da questa persona che si faceva portare in alto attraverso una semplice carrucola.